Il Comune di Venezia spende ogni anno 2.600.000 euro per gli inserimenti in comunità dei minori stranieri non accompagnati che una legge dello Stato prevede siano presi in carico dalle amministrazioni dei territori in cui vengono identificati la prima volta. Nulla ci sarebbe da dire se fossero tutti quanti minori stranieri che scappano dalla guerra di 10-12 anni che arrivano qui soli dopo una traversata nel deserto. In realtà vediamo che per la maggioranza qua a Venezia sono kosovari albanesi che sanno benissimo i loro diritti, sanno benissimo le pieghe della legge, si fanno trovare qui nel territorio, magari anche accompagnati qui dai genitori e sono a carico della collettività. Numeri alla mano, il 48% dei minori presi in carico da Cafarsetti dall'inizio del 2018 proviene da Albania e Kosovo. In molti casi, sostiene l'assessore veneziano al sociale Simone Venturini, si tratta di una vera e propria truffa ai danni dello Stato. Vengono furbescamente sottratte risorse pubbliche che dovrebbero servire a fronteggiare le reali situazioni di bisogno che nel nostro territorio non mancano. Arrivano qui a 17 anni e mezzo, quasi 18, e alcuni si spacciano addirittura per minori pur essendo maggiorenni e si fanno mantenere di fatto dal Comune di Venezia con la speranza poi di restare qua una volta raggiunta la maggiore età. È inaccettabile, è una legge che deve essere rivista, è una procedura che deve essere in qualche modo ricondotta alla normalità. Occorre un intervento del governo, sostiene Venturini, da un lato per correggere le storture della legge, dall'altro per garantire le risorse che i comuni si trovano a spendere per un problema di respiro nazionale che dovrebbe quindi essere a carico dello Stato. C'è poi un tema di ordine pubblico perché tutti questi minori di Kosovo e Albania che arrivano nel territorio a quasi 18 anni è evidente che se non trovano subito una prospettiva lavorativa stabile o quant'altro possono essere invogliati a in qualche modo andare a cercare altri modi per sostenersi e altri modi per comprarsi le scarpe e i cellulari, quindi evidentemente si pone anche un problema di sicurezza in città.